Conoscere Agrigento, secondo appuntamento che coinvolge i ragazzi delle scuole medie e delle terze. Oggi è la volta del secondo plesso, siamo qui a Palazzo Filippini. Ecco, se ci vuole un po' illustrare come sta andando l'iniziativa e quale sarà il proseguo delle altre. Sì, l'iniziativa va benissimo, anche perché devo dire il buon Dio ci aiuta, oggi è una bellissima giornata. Oggi le terze medie del plesso Anna Frank hanno fatto il giro del centro storico. Alcuni tesori che generalmente sono chiusi, stamattina hanno aperto le porte e i bambini hanno avuto la possibilità, oltre ad addentrarsi all'interno del centro storico, a vedere delle cose veramente bellissime come la cripta dell'Addolorata, come la chiesa di Santa Caterina, dove c'è una bellissima mostra su un pezzo della nostra storia che è la frana di Agrigento, e finalmente aperto anche la chiesa di San Giorgio, che sono dei pezzi veramente molto belli e importanti, con l'esposizione dei presepi del maestro Vanadia. È un progetto a cui abbiamo creduto fin dall'inizio, perché abbiamo voluto che i ragazzi si stimolassero un po' di più a conoscere quello che è la loro storia, le loro radici. E siccome Agrigento non è soltanto Parco dei Templi, sicuramente è un parco bellissimo, più grande del mondo, ben curato, ma è anche il centro storico, un centro storico che è il cuore della città, un cuore un po' malato, c'è qualche strasistola, le case crollano, però è importante conoscerlo per cominciare ad amarlo e a viverlo e a stimolare la gente a pensare al centro storico, perché chissà, il futuro potrebbe essere anche a ritornare a battere questo cuore che attualmente è malato. Ecco, continuiamo questo nostro itinerario con Giusy Carrega, animatrice di questa iniziativa. Ecco, la vediamo anche alle prese con un antico carretto, insomma. Si chiama Carrozzuni veramente, infatti io grazie anche all'assessore Namato che mi ha invitato, presenterò ai bambini questo giocattolo che credo sia sconosciuto ai più, perché è qualcosa con cui però alcuni di noi giocavano, anche proprio nelle strade di questo centro storico che è stato attraversato anche da questi giovani. È importantissimo anche in questo caso ricostruire un filo della memoria che parta proprio dal momento in cui i giocattoli, i bambini se li costruivano con le azioni delle mani e poi ci giocavano, facevano le squadre, con Carrozzuni ci correvano, e stasera racconteremo anche una piccola storia che è tratta dal libro che abbiamo scritto insieme ad Anna Maria Tedesco, Toli Tolì. Io credo che questo possa servire non per demonizzare le nuove tecnologie che sono importanti e bisogna che continuino ad andare avanti, ma soprattutto proprio per cercare di capire loro, i bambini, da dove veniamo. Questi ragazzi devono capire da dove veniamo per poter anche costruire un mondo migliore. Storico Elio Di Bella, che ha dato chiaramente il suo input all'iniziativa. Sì, io ringrazio l'amministrazione appunto perché mi dà la possibilità di raccontare il Rabbato, in questo caso perché oggi abbiamo fatto una visita nelle strade del Rabbato a ragazzi di terza media, perché tra l'altro ero anch'io un ragazzino di terza media quando ho avuto la fortuna di incontrare Don Biagio Alessi, che mi ha fatto innamorare della storia della città, e quindi in qualche maniera adesso io faccio quello che Don Biagio Alessi faceva con me, incontrare questi ragazzi, incuriosirli, cercare di stimolare in loro l'amore per la conoscenza della nostra città, che appunto non è soltanto la Valle dei Templi, ma un centro storico di grande interesse, ma che purtroppo è poco conosciuto. Io sono certo che il Comune, attraverso questa esperienza, dà un grande aiuto ai giovani affinché appunto possano domani essere coloro che o da amministratori o da semplici cittadini riusciranno a valorizzare meglio di quanto siamo riusciti a fare noi il centro storico.